Buonasera a tutti e benchiatas con Novis. La situazione dai migranti in Friuli Venezia Giulia che si questi per l'accetta sono finiti, arriva a Roma. No di più, no podin e no volin fa, la dit l'assessore regionale sicurezza Pierpaolo Roberti. Secondo l'assessore, il motivo della situazione in regione, alle dicerie intesrivadis a Lampedusa, che sono da ora impedì trasferimenti dal Friuli in altre regioni. Il prefetto di Trieste, Annunziato Vardè, ha confermato che 30 persone sono in fase di spostamento verso altre destinazioni. Allarme anche ex caserme Cavarzerani di Udindula che i puesti sono esauriti e ieri è anche stato un episodio di violenza. Speriamo che la situazione non diventi anche più difficile di gestire, ha commentato il sindaco di Udin Pietro Fontanini. Ovin già vivuto condizioni estremis con dome doianch in daure, riviel dai migranti in tex caserme, alla ditta Fontanini. Ieri sera in Tex Caserma Cavarzerani un cittadino marocchino è stato colpito in muse con un oggetto contundente lungo di una barufe. Ad assi quintri, 4 magrebini giovani e un gruppo componuto di afghani e pakistani ai base delle barufe sarebbero stati questioni le adis e botteghe. I assegnati cooperative che hanno gestito assistenza hanno dato allarme. Sul puesto sono intervenuti diversi volanti di questure e 3 dei cittadini marocchini sono stati isolati per evitare che la colluttazione continuasse di notte. Il ferito è stato portato in ospedale per accertamenti. Incidente mortale a San Vito al Tilimente, proprio davanti dal pronto soccorso. Un uomo di 63 anni, residente in città, ha perduto il controllo dal scooter che era da ora guidare e è andato a sbattere quindi una isola dal traffico e è finita a Tiere. Di banda i soccorsi che sono arrivati ormai sul puesto ai base da chiadude, potrebbe essere un mal che hanno lasciato evidenze all'uomo. È stata tornata a Viergi dopo 18 dis la strada statale 55 dal Vallon Cerade al principi dai Fuchs sul Chiars. La strada che collega Gurizia con le località di Devetacchi, Amiano e Sablici e ieri è stata pregiudicata in maniera pesante dai Fuchs con la segnaletica distrutte in plen e di Vier Sarbo e Golas sulla strada. Arresti in Ceradis di strade che abbattono sulla statale, tanto che a Puartin a Rubbia e a San Martin dal Chiars. Sono 67.300 le persone residenti in regione che in tal 2020 sono state schiappate in chiame dai servizi sociali comunali. Un dato che di lungo de pandemia è cresciuto in modi pluri e per questo la Giunta regionale ha approvato un investimento di 20 milioni ripartiti in 3 anni per garantire una serie di servizi specifici. Tra le iniziative che verranno alla TACAD diversi saranno dedicati al superamento dell'isolamento e altri interventi per casi di povertà estreme. Il Consiglio Comunale di Udine ha dato il via libera e variante necessarie per far partire il progetto da ex fabbriche di birre Dormis con la modificazione dal plan regolatore. I lavori potranno regolarmente riscominciare a principi di Sierade con la creazione di una cittadella di formazione vierte a tutta la città. Il progetto, finanziato da Danieli Di Buri, porterà alla costruzione di 9 sedi dall'ITS Marignani e di un NUF polo studentesco. E scominceranno ad ora i lavori ai 9 palestre in città, che nascerà in Tex Caserme Osof, non sclarisduti il vice sindaco di Udine Michelini. No, dome palestre di Roce, ma anche al Catri in queste zone. Sì, io ho fatto le palestre di Roce che è a 3 più 4 paesi, conduce alle conseguenze a queste paesi, cioè tutte le enti che graviterà per poter fare in modo che poter allenarsi, poter appassionarsi alle montagne, i vigili del fuoco che venivano a fare i loro allenamenti, se vuoi dopo anche tutte le aziende che hanno di costruzione che hanno bisogno, sicuramente che comunque la via. Venivano anche dall'estero sicuramente, di altre regioni, chi ha le invece di time parcheggio che saranno anche donne e sono anche due in plan sportivi QVRs, quindi palestri, anche esterni, fuori all'aperto sarà altri 3-4 campus, pallacanestro, pallavolo, tennis eccetera. E quindi
una vore biel, perché venga inserita anche all'interno di un contorno che è fatto di verde e quindi ha qualifiche anche queste zone da quel punto di vista lì, cioè i servizi sportivi, culturali, con l'associazione in bande e anche economici, ma soprattutto anche un'accessibilità, perché chi non viene tre entrate, una che entra a nord, una a sud e una a est. Questa è importante perché è facile anche di accedere. Io credo che questa sia una scelta indovinata perché non l'avevo pensata, ma no, alle già 3 anni così pensante. Io credo che arrivederci finalmente a mettere in pins queste che è le più grandi opere, secondo me, per gli appassionati delle montagne che al Comune di Uni questa amministrazione può fare. Risultati record per il bilancio semestrale di Sparcasse, il primo di acquisizione di Civibank. L'Istituto Sud-Tirolese ha fatto segnare un utile di 43 milioni di euro, facendo segnare il dato più alto delle storie delle banche. Civibank invece stava ricercato in un utile di 10 milioni di euro, ingriviati però dei bisogni delle banche e di uniformali politici a chiesa dal Chiav Group in termini di adeguamento sull'esposizione deteriorati e dunque a bilancio la fatto segnare 19 milioni, manco 19 milioni di euro. È una situazione che si spietava, ha sclarito l'amministratore delegato di Sparcasse Nicola Calabrò e anzi tale migliore a pet des nostri spettis sul primo semestre. Secondo fin settimane di bolin neri sulle strade e autostrade dal Friuli Venezia Giulia, il gran teso di Estifal porterà sulla rete di Estide di Autovie Venete quasi 190.000 passassi in crescita per lo stesso periodo del 2021 e con numeri simili a situazione prima della pandemia. In fin passate de settimane la sola barriera dall'Iser ha registrato 23.000 passassi, 200 le persone impegnate da società concessionarie in gestione dal traffico. E per usgnot alle dut, Gnovis al torne l'unis, sempre a snuf, manculvign sozzere, mandi e buone serate, reviodisi.